Ciao bambini, come state? Vi è per caso avanzata cioccolata dall'uovo di Pasqua e non sapete cosa fare per riciclarla? No, non importa, vi aiuterò io a trovarne una soluzione simpatica. Prima di tutto dovete lavarvi bene le manine. Poi vi mettete addosso un grembiulino per non sporcarvi e prendete un cucchiaino, una formina, io ne ho una in silicone a forma di cuoricino rossa, e poi ne ho altri a forma di ovetto, coniglietto, paperella. Dovete sapere, amici, che la cioccolata quando la comprate è dura, solida, ma se la mettete al caldo, vi fate aiutare da un grande che ve la scioglierà a bagnomaria o nel forno a microonde, diventerà così, liquida come una Nutella. Allora, siete pronti? 1, 2, 3, via! Prendete il cucchiaino, la cioccolata sciolta, la formina e iniziate a riempire tutti i buchetti. Le formine a forma di coniglietto, a forma di paperella, a forma di piccolo ovetto. Di nuovo la paperella e tutte le formine che avete in silicone. E di nuovo il coniglietto. Mettete da parte, prendete la formina a forma di cuoricino, se ce l'avete. Cospargete il cioccolato e ricordatevi di mettere tutto nel frigorifero o nel freezer per 30 minuti. E ora, guardate che sorpresa! Il cioccolatino si è di nuovo solidificato e ha preso la forma del coniglietto, dell'ovetto, della paperella, di altra metà di ovetto e di un altro coniglietto. Girate la formina a forma di cuore e il gioco è fatto. I cioccolatini sono pronti e io sono pronta per mangiarli tutti. Alla prossima lezione, amici, ci vediamo. Andate a cercarmi su YouTube e scrivete Maestra Daria. Ciao!